Oggi vedrete un video non banale, non qualsiasi. Oggi andremo a vedere i nostri antenati che sfruttavano la risorsa preziosa come l'acqua per vivere e in base alle posizioni delle case lì sapremo che ci sarà stata una sorgente. Ciao Vero, siamo alla Via dell'Acqua, andiamo un attimo a parlare di cosa vedremo in questo percorso. Sì, ciao a tutti intanto. Siamo appena partiti per affrontare questo percorso che tratterà come tema principale quello dell'acqua, come risorsa principale, soprattutto per il territorio, sia del passato, presente, ma appunto anche del futuro. Intanto salutiamo anche Manuel qui che ci accompagna. Ciao a tutti. Prime case in stile antico, guardate che belli in pietra. Qui iniziamo ad entrare nella parte più antica e storica del percorso. Guardate qui, a differenza della contrappera Rolia, il tetto tiene botta per ora, resiste. Guardate però che vegetazione rigogliosa. No, questa casa qui invece molto messa meglio, probabilmente di origine anche più recente. Bellissimo qua, oh. Guardate che bello, sembra veramente abbandonato da poco, almeno certi edifici sono ancora messi bene. Poi sarebbero tutti i vari percorsi alternativi qui attraverso gli edifici. Bellissimo, c'è una ruota. Guardate quanti resti di vita passata, è qui una stufa, pentole, una toilette. Vogliamo con molta cautela. Sensazione stranissima, prima volta per me dentro case abbandonate. Boiler. Buongiorno. Buongiorno. Che bellezza.
Guardate quante ortensie. Mia sorella mi ha raccontato che qui a Valle del Pasubio è proprio il regno delle ortensie. Guardate lì una confluenza di torrenti. E allora complimenti Jennifer e Maria Teresa. Ecco, siamo arrivati all'ultima tappa delle vie dell'acqua, alla centrale, vedete, Cazzola Chiumenti del 1930. Guardate che razza di collegamenti, tubature che esistono tuttora. Non pensavamo, ma invece è ancora in funzione, meglio così. Eccoci qua amici, e alla fine purtroppo di questo giro bellissimo per quanto percorso sia, Sì. è un sentiero immersi nella storia dell'archeologia industriale. Ci siamo messi nei panni di chi ha abitato qui all'epoca e effettivamente tutte le contrade che abbiamo visto, seppur diroccate, sono nate intorno a sorgenti, così comunque dove c'era acqua, perché qui l'acqua significava vita. E infatti le contrade sono nate appunto in zone con disponibilità d'acqua. Devo dire che è stata una passeggiata appunto breve, però molto interessante. Poi con questi cartelloni illustrativi ci ha dato anche un po' il senso della storia, ci ha spiegato un po' come vivevano al tempo. Quindi è una passeggiata sicuramente da fare, immersi nella vegetazione che adesso sta esplodendo in questo Sì. periodo. E per me personalmente il punto migliore, il punto più entusiasmante è stato la contrada qui poco sopra Diroccata, in cui siamo un po' intrufolati nei vicoletti, nei portici delle case. Bellissimo, ma appunto triste al tempo stesso per via della Dell'abbandono, no? decadenza, sì, che ha contraddistinto quel posto. Però appunto per Però questo sì, ha creato un fascino particolare. poi abbiamo trovato molte persone del luogo che invece stavano anche oggi ravvivando un po' l'ambiente, tagliando in maniera volontaria
i rovi e piantando in questo caso ortensie, ma comunque anche delle strutture proprio di legno, dipinti, tutte tematiche adesso a Pasqua. Bello, bravi. E per fortuna ci sono persone così. E a te Manu è piaciuto il sentiero qua? Molto bello, sì. Ecco, quindi qui da Valle del Pasubio noi vi salutiamo, sperando che anche a voi sia piaciuto anche solo in parte rispetto a quello che è piaciuto a noi. Noi ci vediamo alla prossima escursione e noi tre ci vedremo qualche altro Esatto. percorso simile. Grazie della visione, alla prossima.